Come un tipico mercoledì pomeriggio tra amici spensierati ma con gli stessi obiettivi di tutti, probabilmente si pensa già al prossimo weekend, intanto si gioca. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Giovanni Aloisio di Misilmeri, provincia di Palermo, Aspra, città di Casteldaccia, il ritorno del primo turno di Coppa Italia Promozione Sicilia. Tanti volti nuovi da una parte e dall'altra perché l'andata è finita 6-2 per l'Aspra e dunque si dà spazio a quelli più giovani anche per forza di cose in casa del città di Casteldaccia, diversi infortuni indisponibili, ma in società non si vuole fare brutta figura e il buon secondo tempo dell'andata, nonostante lo svantaggio di 0-4, lo ha dimostrato le due formazioni. Aspra con il 4-3-3, c'è Cascione in porta che torna titolare a destra, c'è Marchiano alla prima da titolare, ha giocato soltanto 38 minuti da subentrato. A sinistra Immesi, la coppia di centrali è formata da Calabria e Procida, a centrocampo c'è Cuccia a fare il play, assistito da Roccaforte a destra e Buonanno a sinistra. In attacco del tridente composto da Giovanni D'Amico, 2 gol all'andata, al centro da Gio, la prima da titolare per lui, e a sinistra c'è Marguglio adattato come attaccante. Il città di Casteldaccia invece risponde con il 4-4-2, così come l'Aspra ci sono 7 novità nella formazione titolare. Tinirello in porta, a destra esordisce in stagione La Placa, a sinistra c'è il classe 2006 talentuoso Varvarà, in difesa al centro c'è la coppia composta da Alfano e Dragna, anche per lui quest'ultimo la prima da titolare. Il centrocampo è composto invece da Barranca a destra, da Ferrara a sinistra. Per entrambi, anche per loro, c'è l'esordio in stagione. In mezzo al campo Vultaggio e Giovenco. In attacco c'è la coppia Lombardo-Famà che segnò nella gara d'andata il secondo dei 2 gol del città di Casteldaccia che sono arrivati nella ripresa. Aspra che cerca di fare il proprio gioco sin da subito, il pallone viene gestito da Buonanno, tra i tanti ragazzi in campo che questo pomeriggio giocano per la prima volta dal primo minuto. Occhio intanto alla giocata del città di Casteldaccia, Famà alto, la prima occasione degli azzurro granata di Francesco Grimaudo con Simone Famà che subito si vuole mettere in mostra. Come dicevamo, gol al debutto con la nuova maglia, lui che è cresciuto nel settore giovanile del Monreale, si è fatto notare sin da subito. Ha giocato un paio di minuti in più domenica scorsa in casa della Pro Falcone, partita che fu la prima di campionato per il città di Casteldaccia, persa 3-1. Ci fu il momentaneo vantaggio segnato da Lombardo, poi la rimonta dei giallorossi messinesi con la doppietta di Biagio Carini e un calcio di rigore trasformato al 90° da Russo. Quel fallo lo aveva commesso Dragna, che oggi gioca sin da subito. Rimessa laterale per il città di Casteldaccia, che si è preso così la prima opportunità della partita. Arbitro del match è Iari Lauria di Agrigento, assistito da Alessandro Amico di Trapani e da Roberto Cargui di Marsala. Questa laterna. Immesi finta su l'attacco degli avversari. Procida, Marguglio, l'attacco su Cuccia, allora si riparte
Pallone in avanti verso Roccaforte, fermato da Emanuele Dragna. Rimessa laterale, stavolta dall'altro lato per l'Aspra, che ha vinto 6-2. All'andata si giocò al Comunale di Marineo. Una partita indirizzata sin da subito. Immesi calcia da fuori la parata dopo il rimbalzo del pallone a terra da parte di Tinirello. Poi prova ad andare tra le linee Giovanni D'Amico. Conquista il calcio d'angolo per la propria squadra. Alla battuta Gio, oggi schierato come punta centrale, lui che è un esterno d'attacco, falso 9 dunque per Giuseppe Correnti. Parte Gio sul primo palo, le va via la difesa azzurro-granata. Il pallone è preso da Lombardo. Rimessa per il Città di Casteldaccia. Di conseguenza in panchina da entrambe le parti ci sono pezzi grossi, per esempio lato Aspra ci sono nomi come Paolo D'Amico, Palazzo, Vitrano e Alvegiano, soprattutto Palazzo sempre titolare. Mentre lato Città di Casteldaccia, oggi primi minuti come riserva per Massimo Licastri, anche lui a segno in quel 2-6 dell'andata. Riposa anche Di Benedetto, che prima di questo match ormai iniziato ha giocato praticamente sempre. Cuccia oggi fa le veci di Palazzo in mezzo al campo. Ritmi ok per entrambe le squadre. Grimaudo, nonostante lo svantaggio di 4 reti, vuole far giocare i suoi. È veramente dura da rimontare questa partita. È abbastanza evidente, però la buona prestazione può esserci a prescindere. Anche magari sperare in una vittoria di misura contro una delle squadre favorite per la vittoria del girone B di promozione siciliana. Infatti entrambe le squadre poi si ritroveranno contro alla penultima del girone d'andata a dicembre, poi si riaffronteranno a fine marzo. Buon anno, pressato da due avversari, in particolare da Giovenco, subito buttato nella mischia nella Città di Casteldaccia. La rimessa laterale, Cuccia a fermare Famà. In qualche modo poi il pallone è andato a scorrere in avanti, ma niente, soprattutto dopo questo passaggio c'è soltanto Dragna a fare supervisione. Tinirello poi se la prende, data la presenza di Gio. Dragna, lancio lungo, la prende di testa Marchiano. Giovanni D'Amico finisce a terra. Battuta già la punizione per i gialloverdi. Calabria, Marchiano, immediato l'attacco di voltaggio su Cuccia, commette fallo il classe 2003. Ha preso una traversa lui all'andata. Quella opportunità da parte sua fu praticamente uno sculo importante. Piazzato col sinistro, ci riprova Gio, pallone alto dopo il tentativo
murato. Era partito tutto da Giovanni D'Amico, traiettoria subito fermata. L'Aspra comunque rimane nella metà campo del Città di Casteldaccia. L'alzata di Cuccia la va a prendere però Sebastiano Alfano. C'è suo figlio in panchina, Vincenzo Cascione. Calabria si va da Marchiano, lancio lungo a trovare Roccaforte, lui che è un centrocampista ma oggi gioca con la numero 9 dietro, Giovanni D'Amico a fronteggiare Giovenco. Si chiama Giacomo, ma non è il Giacomo Giovenco dell'anno scorso che vestiva la maglia dell'Aspra, classe 2000, uno dei diversi volti nuovi nella casa Città di Casteldaccia. Ha fischiato l'arbitro, ha interrotto il gioco. Aspra che può ritornare a far girare il pallone, ma Voltaggio fa buon lavoro. Allora pallone di ritorno verso di lui, altro passaggio filtrante per Simone Famà, guarda in area, c'è il cross respinto da Imesi, calcio d'angolo per la squadra di Grimaudo che sta affrontando bene questo inizio di match. Calcio d'angolo dunque alla battuta Rosario Lombardo. Stava andando a battere, poi ha perso i tempi. Eccolo qui il pallone in mezzo, colpito di testa fuori da Immesi. Altra opportunità dalla bandierina. C'è il cambio battuta. Va a calciare Barranca. Pallone in mezzo, colpo di testa di Calabria, poi il tentativo da fuori di Ferrara. Non fa assolutamente paura a Cascione. Si stanno giocando tante altre partite in questo pomeriggio di Coppa Italia di promozione siciliana. Si finisce addirittura alle 19:30. Attenzione a Tinirello, liscio sul rinvio. Pallone ancora vivo, lo va a prendere Margoglio, lo salva dal fondo del campo, passaggio dentro, riceve per il piazzato Bonanno che comunque guadagna il calcio d'angolo. Paura per Tinirello. Che voleva rilanciare la sfera ma ha fatto tutt'altro. Tutti dentro allora. Parte la battuta, vanno a staccare in diversi. La prende Varranca, campo libero per l'esterno azzurro-granata. Varranca, male il passaggio per quanto riguarda la scelta dei tempi. Poi fuori gioco di conseguenza per l'Aspra che stava ripartendo in velocità. Dicevamo delle tante sfide di questo pomeriggio, per esempio alle 15:30, ovvero calcio d'inizio che ha avuto Aspra Città di Casteldaccia, c'è per esempio la sfida tra Castello Ecese e Mistretta che vede la Castello Ecese in vantaggio per 1-0 poco fa la rete. In questo momento è arrivato anche il vantaggio della super giovane Castelbuono in casa del Geraci, nel nuovissimo e meraviglioso impianto di Geraci Siculo, il gol di Rosone. Super giovane che dunque si porta sul 4-0 totale, Geraci praticamente quasi fuori dalla competizione, si ritrova sullo stesso svantaggio della Città di Casteldaccia
che sta giocando qui a Misilmeri. Giovanni D'Amico ripropone, tacco non c'è, poi Bonanno, il gol dell'Aspra segnato da Bonanno che all'esordio da titolare segna il suo primo gol in stagione. 1-0. È stato provato il colpo di tacco, ma niente da fare. Poi ci ha pensato Bonanno. Aspra che dunque si porta a 2 totale. Il lancio di Alfano, ci pensa Calabria a spazzare via. Bonanno, Cuccia, il pallone arriva dall'altro lato con Giovanni D'Amico che cade al momento del passaggio. Avanza nuovamente l'Aspra con Giovanni D'Amico, il fallo di voltaggio. Calcio di punizione. Fallo non proprio generoso, quello di Umberto Voltaggio. Immesi. Il passaggio per Buonanno accanto a lui. Cuccia. Attacco da dietro di Fama. E allora da capo per Calabria. Buonanno adesso Cuccia. Retropassaggio. Tanta freddezza per Procida nell'anticipare Lombardo. Marchiano. Cuccia. Voltaggio gli sta addosso. Cerca di recuperare il pallone da dietro. Non ci riesce però il Città di Casteldaccia. Marguglio. Oggi capitano, vede la corsa di Immesi. Cross respinto dalla placca. Calcio d'angolo. Marguglio, pallone di ritorno per Immesi. Sempre la placca a dare fastidio. Attenzione al pallone che rimbalza davanti Bonanno. Cross in mezzo, non ce la fa Gio a colpire di testa. Il pallone era molto buono, nonostante la via artigianale per come è stato messo in mezzo. Ancora Gio. C'è Marguglio dentro. Passaggio arretrato. Ha voluto ingannare la difesa avversaria. Il problema è che non c'è stato alcun compagno. Barranca è stato in dubbio nell'ora prima del calcio d'inizio. Si è conteso il posto con Circo ex Vilabate classe 70. Doveva partire lui titolare oggi, alla fine ha avuto la meglio Barranca, che così ha avuto modo di esordire in stagione. Circo già aveva giocato nelle prime 2 partite di quest'annata. Tra l'altro è entrato nell'ultima parte della gara d'andata. C'è calcio d'angolo per l'Aspra. Città di Casteldaccia che è partito bene. Aspra che poi ha trovato il gol. Attenzione a un nuovo pallone messo dentro, lo va a prendere Marguglio con il destro, vuole calciare. Esce male però il tiro. Lui che è mancino. Proprio per questo non ha avuto modo di centrare la porta. Attenzione a Fama in mezzo a 4 maglie giallo-verdi. Barranca a sfidare Bonanno. Passaggio tra le linee, ci pensa Alessandro Cuccia. Ancora Cuccia.
Aspra che scambia tranquillamente il pallone. L'Aspra, abbiamo detto, a pezzi grossi in panchina. Anche lato città di Casteldaccia non ce ne sono titolari, ma non perché sono in panchina, ma perché sono infortunati. Parliamo del capitano Mauro Badami, anche Kifari, Fernandez. Non ci sono anche Maniscalco, Catanzaro, tutta gente titolare dalla gara d'andata. Soprattutto Maniscalco che ha cambiato il secondo tempo, è entrato nei secondi 45. È stato lui che ha dato il via all'azione del gol di Licastri. Lui che ha sfidato l'Aspra più volte l'anno scorso perché vestiva la maglia del Bagheria, tanti derby, esattamente 4. Una squadra che da avversario conosce abbastanza bene. Alla battuta va Adragna, anche lui come Famà cresciuto nel Monreale dall'anno scorso alla città di Casteldaccia. Tra l'altro realizzò un gol bellissimo contro l'Iccarense, la squadra che poi ha vinto quel girone A di prima categoria, conquistando la promozione diretta. Imbucata a cercare Varvarà, pallone finisce sul fondo, tentativo che si spegne. Tra gli altri match si gioca anche tra Belpasso e Catania San Pio X, in casa del San Pio X. Anche AC Sant'Antonio, RSC Riposto, San Vitolo Capo Accademia Trapani. Come abbiamo detto, Geraci, Super Giovane Castelbuono, Gorgonia Delia Casteltermini, Gorgonia Delia sconfitta proprio dall'Aspra domenica nella prima di campionato, finì 6-1. Attenzione al tiro da fuori di Famà, finisce fuori. Per completare il programma c'è anche la sfida tra Marsala e Fulgatore, finita 8-0 per il Fulgatore all'andata. Marsala messo male, si è parlato di un interessamento da parte di Ettore Minore per l'acquisizione delle quote della società. Tanti giovanissimi in campo, tra l'altro è arrivato il primo gol stagionale segnato da Thomas Meo contro il Camarat domenica scorsa, partita comunque persa almeno 3-1, si aspettava di peggio, alla fine sono arrivati soltanto 3 gol dalla squadra di Cammarata. In campo anche Megara e Atletico Catania, Nuova Azzurra, squadra che è impegnata nel desiderio di impresa contro la Pro Falcone. Finì 6-1 per i giallorossi all'andata. E poi Sant'Alessio Calatabiano, San Fratello Lascari Cefalù, Gela Pro Ragusa, Val di Nisi Gescal, Valle del Mela Promende, Vittoria Frigintini. Queste qui le partite che si stanno giocando in questo momento. Poi c'è stato il calcio d'inizio qualche minuto fa di Gimnica Scordia Vizzini, partita che è iniziata alle 16. Alle 17 il derby tra Motta e Mister Bianco, ancora aperto, finì 3-2 per il Motta. Allo stesso orario il derbissimo invece tra Camarat e Gemini, infuocatissimo aggiungerei. 18:15 il derby del Castello di Carini tra Carini e Iccarense. Alle 19 Avola Canicattini, alle 19:30 si chiude con Atletico Messina Messana. Qui intanto c'è la punizione per il città di Casteldaccia, la battuta piazzata di Lombardo, facile per Cascione.
Insomma, è questo il programma del primo turno di Coppa Italia Promozione Sicilia. Già al secondo turno sono passate Villarosa, Priolo Gargallo e Folgore Castelvetrano, perché il Villarosa doveva sfidare il Gangi, ma il Gangi si è ritirato. La squadra palermitana ripartirà dalla prima categoria, mentre il Priolo Gargallo e la Folgore Castelvetrano hanno sfidato sul campo rispettivamente Scicli e Petrosino, squadre che hanno schierato giocatori in teoria squalificati, e quindi è arrivata la sconfitta a tavolino per Scicli e Petrosino. Dal regolamento non si è giocata neanche la gara di ritorno, non si deve giocare. Sconfitta a tavolino nella gara d'andata ed eliminazione dalla Coppa direttamente da lì. Punizione per gli Azzurro Granata. C'è Dragna la battuta, Giovenco si avvicina ma Dragna va lungo a trovare Fama. Va dietro dalla placca, ferma tutto Marguglio, lancia in profondità a cercare Gio che cade data la pressione di Sebastiano Alfano. Pallone regalato da Giovenco all'Aspra che ritorna a girare. Nuovo lancio in fuorigioco. Gio. C'è sempre tanto sole qui a Misilmeri. Ha picchiato duro domenica scorsa quando l'Aspra affrontò la Gorgonia Delia. Stesso esito oggi. Buon anno. Apertura ancora una volta. Gio in fuorigioco. Abbastanza evidenti le posizioni oltre alla linea difensiva di Roberto Gio. Prima da titolare per lui, ha segnato l'andata, l'ultimo gol. Lui che si è ritrovato a fare la panchina con davanti Albeggiano, Vitrano e Giovanni D'Amico. Lui che gioca a destra solitamente, quindi in teoria al posto di Giovanni D'Amico. Avanza le città di Casteldaccia, fuori gioco anche per Rosario Lombardo. Segnato un diagonale sul secondo palo contro la Pro Falcone. Attenzione all'anticipo di La Placca. Il pallone rimane però in possesso dei gialloverdi. Lancio lungo di Immesi, l'anticipo dalla squadra ospite che adesso prova ad andarsene con Ferrara. Dragna torna indietro perché Gio gli sta addosso, infatti ha subito fallo. Tanto sofferente Emanuele Dragna. Il lancio di Sebastiano Alfano in area di rigore, prova a prenderla Lombardo. Immesi la alza davanti ai suoi occhi per farla finire a Procida. Gio non la tocca, la va a prendere però Alfano. C'è un altro fallo fischiato dall'arbitro. Questa qui è una sfida storica del calcio dilettantistico siciliano, perché la prima volta che Aspra e Città di Casteldaccia si sono affrontate fu la stagione 1983-84.
nel girone N di seconda categoria, parliamo di altri tempi. Cuccia, avanza l'Aspra, c'è il movimento di Mesi quasi di attaccante aggiunto, incrocia anche lui e trova il gol del 2-0. Giuseppe Mesi. Cooling break. Non l'ha presa benissimo Sebastiano Benforte, presidente della città di Casteldaccia, che si trova a bordo campo con la sua squadra, lui che è un vulcanico di carattere. Presidente storico della società Azzurro Granata. Sei sempre un colpo dopo, quando attacchi la porta è sempre troppo tardi. Perché non corri invece di sbabbiare? 2-0 dunque. Il gol di Giuseppe Immesi. Per adesso hanno segnato un centrocampista e un difensore in casa Aspra. C'è da considerare che manca la maggior parte della squadra titolare. Poco fa la voce di Tinirello, portiere della città di Casteldaccia: sbagliamo sì, ma dobbiamo continuare a giocare. Giglio in fuorigioco per la terza volta consecutiva. Tanto c'è il vantaggio della Gorgonia Delia in casa contro il Casteltermini. Sombrero di Mesi. Quello è tra l'altro segnato da Greco, che segnò anche all'Aspra domenica. Dunque secondo gol consecutivo. Grande passaggio di Buonanno per Marguglio. Pallone dentro. Non c'è il tocco verso la porta, c'è il controllo con il braccio di Giovanni D'Amico, che poi è andato a colpire la traversa. Prima di questa stagione Aspra e città di Casteldaccia non si affrontavano da 10 anni e fu anche in quel caso il girone B di promozione. Lo sarà a dicembre e a marzo. Nel girone d'andata finì 0-0 in casa della città di Casteldaccia, poi l'Aspra vinse casa propria 3-1. Entrambe le squadre si dovevano affrontare anche nella stagione maledetta, ovvero quella fermata d'ottobre in prima categoria. Poi il Covid fermò tutto. Qui scontro con Cascione protagonista assieme a Rosario Lombardo. Nel frattempo vantaggio della Pro Falcone in casa della Nuova Azzurra, 1-0 per i giallorossi. Attenzione all'attacco su Procida da parte di Famà.
Lancio lungo di Procida, riceve Buonanno. Controllo molto attento, il passaggio per Roccaforte. Pallone scorre, ci pensa Dragna a farlo andare nella zona di Lombardo. Aspra che non va a ottenere problemi. Lancio lungo, si cerca la testa di Cuccia, arriva quella di Giglio, tacco di Cuccia a mandare Giglio. Posizione regolare, lo presta Dragna, traversone in mezzo all'area, la placca a mettere non in calcio d'angolo, ma per farla arrivare a Tinirello, che con la mano rinvia e trova uno compagno abbastanza libero, Cristian Ferrara. Finta su Roccaforte, ce l'ha ancora lui, Voltaggio sventagliata a trovare Barranca. Ancora Barranca, cross in profondità verso Voltaggio, c'è però la posizione di fuorigioco. Buona l'idea comunque della città di Casteldaccia. Il rilancio di Cascione, non la prende Marguglio di testa, l'aveva presa la placca, poi Giglio. Palla dietro a Immesi, ora Procida verso Marchiano, che è il sostituto di Paolo D'Amico. Rinvio su Lombardo, attenzione alla città di Casteldaccia, ma non calcia con potenza. Infatti Tinirello gli butta qualche grido. Occasione praticamente sprecata per Simone Famà. Verso il centro l'Aspra gioca con Giovanni D'Amico. Attenzione a Marguglio verso il centro, Marguglio, Giglio 1-2. Pallone che arriva a Tinirello, Marguglio che voleva questo pallone, ma è stato troppo verso il portiere avversario. Voltaggio faccia a faccia con Marchiano, si va larghi da Ferrara. La pressione di Marchiano con fallo, calcio di punizione. Meno di 10 alla fine del primo tempo. Tentativi della città di Casteldaccia, una squadra che non si è assolutamente demoralizzata dopo lo 0-4 momentaneo della gara d'andata, anzi ha creato veramente tanto, mettendo in difficoltà l'Aspra. Due in barriera. Il fischio dell'arbitro, battuta morbida in mezzo, secondo palo, c'è Famà. Famà, cross in mezzo, attenzione al colpo di testa a liberare da parte di Procida, riparte l'Aspra in 2 contro 5, lanciato Gio, esce Tinirello che la mette fuori, ma Gio era in fuorigioco. Alfano, Barranca, pallone di Famà dietro alla placca. Lancio lungo di Giovenco, colpo di testa all'indietro da parte di Lombardo. Aveva fatto pure un bel gol di testa, anche lui in fuorigioco. Molto imprecise nei passaggi, entrambe le squadre. Passaggi lunghi, infatti tante segnalazioni di fuorigioco.
Gio praticamente ne ha avute 4 nel giro forse di 10 minuti. Giovenco. Il pallone per Ferrara. Sbaglia il destinatario, c'era Marguglio davanti a lui. Immesi per Cuccià. Buon anno. Pallone di ritorno ad Alessandro Cuccià. Per la prima volta in promozione in carriera. La scorsa stagione è iniziato al Monreale in eccellenza, poi a dicembre si è trasferito al Castellana in prima categoria. Non ha sfidato però l'Aspre perché il Castellana militava nel girone C. Voltaggio. Pallone per Barranca. Gli viene chiesto il tiro, c'è rasoterra, la risposta di Procida. Vibes un po' da allenamento questo match. Già indirizzato il gol di svantaggio della città di Casteldaccia da 4, sono passati a 6. Passaggio di Mesi verso Giovanni D'Amico. Come se non bastasse, un altro fuorigioco da aggiungere nel resoconto della partita. Aspra che giocherà in casa del Mistretta domenica, mentre la città di Casteldaccia affronterà il San Fratello, l'altra squadra del messinese. La ospiterà al comunale di Marineo. Sfide tra virgolette strane per la città di Casteldaccia, perché dopo la sfida contro il San Fratello ci sarà la trasferta contro la Castelluccese, squadra che ha riposato alla prima giornata. Una situazione di riposo a turno nel girone B di promozione proprio per il ritiro del Gangi, squadra che doveva affrontare in teoria questo campionato. Voltaggio fa arrivare tutto da la placca, lo scambio con Famà che cade a terra, va la placca, si continua, ancora la placca, insiste in mezzo a tante maglie avversarie. Famà, attenzione al cambio di gioco, colpo di testa di Marchiano all'indietro per difendere, per sua fortuna il proprio avversario si era fermato nella corsa, concesso lo stesso il calcio d'angolo alla squadra di Grimaudo. Opportunità dalla bandierina, si aggiunge Dragni in questo momento alla mischia, parte la battuta, sempre verso il secondo palo, c'è il rimbalzo davanti Famà, anche lui liscia il tiro, come ha lisciato lì il rinvio Tirnirello minuti fa. C'è il passaggio di Marchiano per Giovanni D'Amico, entra in area di rigore ma deve affrontare il proprio avversario, ancora Giovanni D'Amico, il tiro, la risposta di Tirnirello, poi Marchiano sfiora il gol quasi casualmente. Occasionissima per un altro che esordisce da titolare oggi. Buonanno ha segnato, Marchiano pure stava segnando il primo gol, si è trovato lì il terzino dell'Aspra, classe 2004, cresciuto tra calcetto e calcio Sicilia. Tirnirello travolto da Giglio.
Gio, per la cronaca, era in fuorigioco. Ormai sembra una cosa scontata. Marguglio, meno di 2 ormai al termine del primo tempo. Vedremo anche se ci sarà del recupero. Non ci sono state grosse interruzioni se non quelle per appunto le segnalazioni di fuorigioco. Però è una partita abbastanza chiusa. Ormai Imesi arriva da dietro, calcia col sinistro, pallone alto. Eppure c'è stata una deviazione. Intanto è finito il primo tempo tra Gioiosa e Sant'Angiolese 0-0. Finisce anche il primo tempo tra Nuova Azzurra e Pro Falcone. Pro Falcone in vantaggio per 1-0. Questi finali che sono arrivati dagli altri campi. Invece Aspra Città di Casteldaccia è iniziata in ritardo. Ancora deve raggiungere il 45esimo. Parte la battuta in mezzo, esce Tinirello, colpo di testa fuori di Marguglio. C'è stato un fallo in attacco sul portiere della Città di Casteldaccia. Rimane a terra Roberto Tinirello, che ha fatto panchina contro la Pro Falcone. Giocato al suo posto Marco Macaluso, che a sua volta oggi fa la riserva. Tinirello l'anno scorso retrocedette con il Villabate in prima categoria. È anche un ex Resultana San Lorenzo, quindi nella città di Palermo ci ha giocato. Cresciuto nell'Atletico Stella d'Oriente nella classe 2001. Si riprende a giocare. Non sono stati segnalati ancora i minuti di recupero perché non ce ne sono. Finisce qui il primo tempo, 2-0 per l'Aspra sulla Città di Casteldaccia. Il totale è sull'8-2. Adesso nel secondo tempo poi vedremo se ci sarà modo di arrivare in doppia cifra per l'Aspra, cosa fattibile, anche perché le fatiche poi si fanno sentire, di conseguenza entrano giocatori freschi e quindi la partita può svoltare in discesa, come se già non lo fosse, perché parliamo di un risultato molto ampio, 8-2, la dice tutta sul divario che c'è tra queste due squadre. Aspra che vuole puntare al salto storico in eccellenza, Città di Casteldaccia che invece vuole puntare a una tranquilla salvezza. Campionato di promozione inaspettato perché ci fu il ripescaggio, di conseguenza la preparazione atletica è iniziata in ritardo per la squadra di Grimaudo. Anche lei oggi con tutte le riserve del caso, sia per indisponibili che infortunati di un certo valore. 0-0 anche tra San Fratello e Lascari Cefalù. Lascari quasi passato al secondo turno, ha vinto 3-0 l'andata. Noi ci ritroviamo tra una decina di minuti per il secondo tempo di Aspra Città di Casteldaccia. Vedremo un po' come andrà a finire questa sfida, sempre qui in diretta dal Giovanni Aloisio di Misilmeri.
Di nuovo in diretta dal Giovanni Aloisio di Misilmeri, provincia di Palermo, secondo tempo di Aspra Città di Casteldaccia, il ritorno del primo turno di Coppa Italia Promozione Sicilia 2-0 dopo i primi 45 minuti, gol di Bonanno al 13° e di Mesi al 29° per allargare un risultato finale che se n'è andato letteralmente sull'8-2. Ci sono stati 3 cambi per parte nel corso dell'intervallo. Nell'Aspra sono entrati Marino e i più esperti Palazzo e Albeggiano, mentre nelle città di Casteldaccia Grimaudo ha fatto entrare il titolare, che è di solito Di Benedetto, assieme a Vincenzo Alfano e Rappa. Aspra, la sua consueta maglia giallorossa, consueta come quella della città di Casteldaccia Granata. Ed è proprio la squadra di Grimaudo ad attaccare, rientra sul destro Rappa, c'è il tiro al volo da parte di Giovenco. Un altro segnale, ha iniziato forte anche nel primo tempo la squadra ospite con un tiro di Fama che però è andato oltre la traversa. Cascione, c'è proprio l'attacco da parte di Fama, colpo di testa ad anticipare Albeggiano da parte di Vincenzo Alfano, se ne va però l'Aspra in attacco, c'è la caduta di Marguglio, il recupero dopo il possesso palla dell'ex Geraci, si va a disperare cadendo per terra la placca, ma niente da fare. Andiamo a fare un recap delle due formazioni. Aspra con il 4-3-3, Cascione in porta, Marchiano a destra, si è fatto soffiare palla proprio poco fa dal nuovo entrante Rappa, che alla fine scivola in area di rigore. Marchiano, Calabria procida in Mesi in difesa, Roccaforte, Cuccia, Bonanno a centrocampo, Giovanni D'Amico, Giglio, Marguglio, questo l'11 titolare. In Mesi, cross dentro proprio per il sinistro in porta da parte di Albeggiano, in fuorigioco però. Doppietta contro la Gorgonia Deglia, la prima di campionato, oggi prima da riserva. Non è assolutamente d'accordo Salvatore Albeggiano. L'anno scorso 17 gol in 17 presenze con il Gangi, sempre in promozione. Adesso si vede annullare il gol che poteva essere quello del 3-0, quello del 9-2 on aggregate. Città di Casteldaccia invece che si è presentato questo pomeriggio con Tinirello in porta, in difesa la Placa, Alfano, Dragna e Varvarà, centrocampo Barranca, Vultaggio, Giovenco e Ferrara, in attacco la coppia formata da Lombardo e Famà. Palazzo, lancio lungo in profondità a cercare Giglio, se la chiama Tinirello e la città di Casteldaccia riparte. Il lancio profondo di Giovenco finisce però per scivolare Rosario Lombardo a segno contro la Pro Falcone. Domenica quel momentaneo vantaggio, poi la rimonta dei messinesi.
Roccaforte. Palazzo. Fermato Giglio. Pallone lungo, colpo di testa di Marchiano, prova ad alzarla anche Varvarà. Alvegiano, tacco per Marchiano, traversone Dragna. Palazzo riceve lui, calcia al volo col sinistro, tiro da dimenticare. Intanto sembra essere pronto ad entrare anche Massimo Licastri, già pronto a bordo campo tra le fila del Città di Casteldaccia, tornato dopo l'annata 19-20, aveva lasciato e ha ritrovato il Città di Casteldaccia in promozione. Palazzo la fa rimbalzare davanti Famà. Marchiano di testa, l'aspetta Giglio, pressato da Varvarà. Il tocco alla fine favorisce il Città di Casteldaccia con Famà, largo il passaggio di Rappa, senza successo però per il reparto avanzato con l'inserimento di Vincenzo Alfano. Immesi. Albegiano riceve in area di rigore, posizione complicata, non si libera però facilmente di Simone Di Benedetto, sbaglia però il passaggio il centrale azzurro-granata. Bordocampo anche a riscaldamento per entrambe le panchine. A disposizione dell'Aspra di Correnti ci sono Ferrara per quanto riguarda la porta, c'è la Russa classe 2006, c'è anche Andrea Stassi, la prima convocazione con l'Aspra, appena arrivato dalle giovanili del terzo tempo. C'è anche Paolo D'Amico, Santaguida e Vitrano. Per il Città di Casteldacci invece c'è Macaluso, titolare contro la Pro Falcone, dopodiché Gelfo, Ingrassia, Circhio, Tomarchio e appunto Licastri, che sembra essere a un passo dall'ingresso in campo. Pallone che scorre, lancio lungo di Palazzo, Tenirello ad anticipare Albegiano in fuorigioco. Tante segnalazioni di offside, di più ne ha ricevute Roberto Giglio dell'Aspra. Poco fa Albegiano, anche se Tinirello l'aveva presa. Pallone perso dal Città di Casteldaccia. Tra i gialloverdi sono usciti Calabria, Cuccia e Bonanno. Bonanno che ha segnato il primo gol, arrivato quest'estate dal Cus Palermo, alla prima da titolare, è riuscito a mettere dentro il pallone. Alvegiano allarga, ci pensa però Simone Di Benedetto a renderla sua. La placca, perde d'occhio il pallone. Da Cascione.
il rinvio del portiere ex Gela. L'anno scorso sceso apposta in categoria inferiore alla promozione, la prima categoria per l'Aspra. Ecco il cambio per il Città di Casteldaccia. Non entra Licastri, almeno sin da subito. Esce Ferrara. Esce anche Lombardo. Punizione intanto battuta, Cascene se la chiama. Prova i primi attacchi Massimo Licastri. Appena entrato nella Città di Casteldaccia. Imbucata, attenzione al pallone che rimbalza, messo dentro, Albeggiano non la prende, Gio calcia lui e segna il gol del 3-0. Difesa un po' assente in questo caso per il Città di Casteldaccia. Insieme a Licastri è entrato anche Circo, classe 70, doveva partire titolare oggi al posto di Barranca. Alla fine ha fatto panchina anche quest'oggi. Dragna ha richiamato a gran voce Varvarà. Inoltre a Rappa suggerisce più furbizia. Diversi giovani della Città di Casteldaccia che provano un po' a salvare il salvabile, a fare il loro più che altro. A prescindere dal risultato, siamo veramente a un passo dal raggiungere il 10-2 di totale, quindi la doppia cifra. Gio segnò anche all'andata, quindi secondo gol in stagione, tutti e due contro i casteldaccesi. Cerca di proteggere il pallone Marchiano, ma recupera così Varvarà. Scatta in fascia, si mette davanti il pallone Marino. Rilancio lungo, il pallone era uscito però. Fallo laterale dunque, la battuta di Varvarà, non c'è l'aggancio di Rappa. Pardon, non era uscito Bonanno, ma Barguglio
Lancio lungo. Alla fine nessun problema. Rimessa dal fondo. Per Cascione, ma prima c'è da formalizzare un cambio. Esce in Mesi, al suo posto Vitrano. Quarto cambio dunque per Correnti. Invece Grimaudo li ha esauriti tutti e 5, infatti la sua panchina è letteralmente vuota. Attacco affidato all'esperienza di Massimo Licastri, che proprio adesso va ad attaccare la linea difensiva dell'Aspra con Marino. Buonanno in scivolata a proteggere, infatti è un retropassaggio anche rischioso per Cascione, che la prende. Vitrano, primo pallone toccato, l'anno scorso 20 gol in 20 partite, capo cannoniere del girone B di prima categoria. Ancora Marino per Marchiano. Un'opportunità per giocare un po' tutti. Sta diventando questa partita. Perde il possesso Giovenco, è stato commesso anche un fallo. Vitrano. C'è il cross in mezzo a cercare sempre Albeggiano, di testa va a rispondere Varvaratti. Nirello. Pallone girato male verso la fascia di sinistra. Marchiano, la rimessa laterale, c'è Roccaforte. Ancora Marchiano. Riceve Roccaforte, si va dietro da Palazzo. Non c'è in profondità, cercare Buonanno. Cross in mezzo, gli è riuscito, ma in fretta, troppo tardi per avere più precisione. Corre Rappa, Marchiano dietro per Cascione, sotto suggerimento dei compagni. Tanto qualche problemino per Marchiano, che dopo il passaggio è rimasto a terra. Nel frattempo c'è il vantaggio della Sant'Angiolese sul Gioiosa. La partita abbastanza contesa dalle due squadre, perché è andata a finire 2-2. Crampi per Marchiano.
Bordocampo nel frattempo, Correnti ne approfitta per dare qualche indicazione in più ai suoi. Momento rinfresco. Un po', anzi un bel po' di acqua fresca non fa per niente male. Si riprenderà a giocare da una rimessa laterale. Nel frattempo c'è un cambio per l'Aspra, c'è l'ingresso in campo di La Russa, classe 2006. A uscire è Marchiano, che sembra non farcela. E allora opportunità per Giuseppe La Russa, che esordisce, cresciuto nell'Accademia delle Basse Madonie, nel Trabia. Adesso l'esordio con l'Aspra in promozione, almeno nella Coppa Italia di categoria. Dentro dunque La Russa per Marchiano. Marino. Albeggiano. Sponda per Bonanno che può correre. Scivolata importante nel far ripartire il gioco da parte di La Placa. Licastri passa con un rimpallo, ce l'ha sempre lui, sta addosso La Russa. Generazioni a confronto in questo duello, la va a prendere alla fine Vincenzo Alfano, imbucata, voleva Rappa, il figlio di Sebastiano Alfano che è partito dal primo minuto. Punta agli avversari, ancora Licastri, non si stacca il pallone, poi il cross non è un granché, finisce per stare giù Massimo Licastri, classe, esperienza, uomo spogliatoio, sempre pronto al dialogo. Lui che è nativo di Marineo, tra l'altro un po' di stagioni fa ha salvato da solo il Villabate in promozione, faceva parte di un gruppo in cui erano presenti tantissimi giovani, lui ha trascinato letteralmente la sua squadra a suon di gol. Quel Villabate di Rino Tilotta. Dragna. C'è il cross da destra verso sinistra, Rappa, c'è un appoggio, attenzione al tiro, provato alla distanza da Giovenco, rimane però in attacco alle città di Casteldaccia. Marino, ci pensa lui a rinviare. Anche per Marino è un debutto questo qui, stagionale. Panchina sia all'andata sia contro la Gorgonia Delia. Oggi l'opportunità. Nel frattempo c'è stato un ribaltone assurdo a Geraci Siculo, il Geraci vince 5-1 contro la super giovane Castelbuono. Geraci che improvvisamente si trova avanti nel confronto. Ha raddoppiato anche la Pro Falcone, 2-0 sul campo della Nuova Azzurra.
L'appoggio di Vincenzo Alfano, pallone rimbalza davanti lì, Castri che la vuole sua, protegge tutto però l'Aspra conquistando anche la punizione. Il lavoro d'esperienza di Stefano Procida. La Russa arriva però Vincenzo Alfano da dietro, la Russa prova a rimediare, ci riesce. Sponda provata da Vitrano, riparte il Città di Casteldaccia che almeno un gol lo vuole fare. Allarga la placca, fuori però, non trova così Circo. Ancora 20 minuti. Non possiamo definirla agonia per il Città di Casteldaccia perché in qualche modo vuole giocare la sua partita. Poi l'Aspra non ha tutti i titolari in campo, quindi ha comunque modo di farlo la squadra di Grimaudo. Nel frattempo Dragna rimane giù, l'arbitro Iari Lauria di Agrigento ferma tutto. Città di Casteldaccia che ha esaurito i cambi. Personalmente entra il presidente degli Azzurro Granata, Sebastiano Benforte, con una bottiglia d'acqua in mano. È una bomboletta di spray. Sarebbe veramente un problema per la squadra ospite finire in 10 uomini. Si rialza Emanuele Dragna, soltanto 42 minuti, aveva giocato prima di oggi, il centrale del 2002. Terra anche un giocatore dell'Aspra. Si rialza Salvatore Bonanno. Pallone consegnato da Rappa all'Aspra. Aspra che giocherà in casa del Mistretta domenica per la seconda di campionato. Città di Casteldaccia che invece ospiterà il San Fratello, squadra che ha pareggiato contro la super giovane Castelbuono, che proprio questo pomeriggio ha subito letteralmente un ribaltone a Geraci Siculo. Ha vinto 3-0 l'andata della propria partita di Coppa, sta perdendo 5-1. Tra l'altro il primo gol fu proprio della super giovane, poi ne sono arrivati 5 da parte del Geraci. La Russa allarga verso Vitrano, pallone troppo lungo. Dragna si è ripreso,
Adesso lancia lungo. Ancora Dragna un po' in difficoltà, lo aiuta in qualche modo la Placca. Marino per Palazzo. Adesso c'è Roccaforte nella posizione di terzino destro al posto di Marchiano. La russa è un centrocampista, ovvero il subentrato di Marchiano. È andato a piazzare a centrocampo. Attenzione a Di Benedetto. Non la riesce a prendere qui Fama. Il pallone è uscito dopo il suo tentativo di controllo. Si alza anche un po' di vento, niente di che, però si è alternato bene qui a Misilmeri domenica con il sole. Rappa cerca di mettersi in evidenza, non ha fatto benissimo all'andata, adesso prova a riscattarsi, ha guadagnato questa rimessa per i suoi. Ancora Mattia Rappa, un po' fermato dalla russa, guadagna il calcio di punizione. Buon lavoro di Rappa. Punizione dunque per il Città di Casteldaccia. La battuta c'è Giovenco, solo Gio in barriera. Vediamo un po'. Parte Giovenco e fitto il pallone, colpo di testa a levar via. Pallone verso Gio, che ha preso il posto di Giovanni D'Amico in mezzo al campo. Vitrano punta gli avversari, calcia in porta, trova il gol del 4-0. Doppia cifra nel totale per l'Aspra, quella di 10-2. Segna anche oggi Antonino Vitrano, doppietta all'andata, a segno contro la Gorgonia Delia, a segno al ritorno del primo turno di Coppa. Gol della Super Giovane Castelbuono, 5-2 a Geraci. Il totale è di 5 pari praticamente. Valgano i gol in trasferta. Questo dice il regolamento. In caso di parità, anche considerando quel fattore, calci di rigore, non ci sono tempi supplementari, tranne per quella che sarà la finale di Modica del prossimo anno. Si fa i calci di rigore direttamente per evitare di affaticare le squadre. Un regolamento poi che si è esteso anche in contesti più importanti
di un campionato regionale di promozione. Per esempio, per citare un contesto, la Coppa Libertadores in Sud America. Avanza l'Aspra, gira a Bonanno, Vitrano, fuori gioco però. Fischiato dall'arbitro con Marguglio che si è fatto trovare oltre la linea dei difensori. Altro calcio di punizione. Cerca di giocare nella città di Casteldaccia. Cross quasi da fermo. Non la va a prendere Circo. Attenzione a Rappa. Fermato all'ultimo. Dalla corsa di Roccaforte. La Russa. Apertura. Prova a gestirla Vitrano con il tacco e il desiderio suo di portarsela avanti. Riesce a metà. La placca lo ferma. La bomber dell'Aspra. Giovenco. Pallone allargato per Massimo Licastri. Vincenzo Alfano. C'è un giocatore a terra, si continua. Barbarà la lascia scorrere. Rappa. Alzata di Barbarà. Rappa in mezzo. Colpo di testa di Marguglio. La Russa quasi spaccata contro Giovenco. Pallonata a un compagno da parte di Famà. Quasi in faccia. E Roccaforte a fermarsi nell'Aspra. Partita tranquillissima dal punto di vista agonistico, però ci sono stati diversi problemi. Prima a Marchiano, poi a Dragna, adesso a Roccaforte. Marchiano non ce l'ha fatta, nel senso che è uscito ovviamente. Dragna è rimasto in campo, anche per forza di cose, dato che il Città di Casteldaccia ha esaurito i 5 cambi. Roccaforte adesso esce momentaneamente, anche l'Aspra ha esaurito i cambi, quindi anche lui per forza di cose deve restare in campo. Facciamo un recap dei cambi invece. Nell'Aspra sono entrati Marino, La Russa, Palazzo Vitrano e Albeggiano. Sono usciti Immesi, Calabria, Cuccia, Giovanni D'Amico e Marchiano. Nella città di Casteldaccia invece sono entrati Di Benedetto, Vincenzo Alfano, Circo, Rappa e Licastri. Al posto di Alfano, Voltaggio, Lombardo, Famà e Barranca. Circo per Rappa. Guarda la porta, calcia da fuori. Pallone sul fondo. Non ha preso la traiettoria che invece prese quel pallone calciato da Salvatore Scillufo in Petrosino Gemini. Gol bellissimo dai 30 metri. Traiettoria lenta, però comunque ha realizzato un bel gol. L'ex tra l'altro dell'Aspra. Intanto finale. Pro Falcone al secondo turno ha battuto la Nuova Azzurra. Ricordiamo che questa partita Aspra Città di Casteldaccia è in ritardo
rispetto agli altri campi. Tanto con scioltezza Palazzo fa fuori dalla marcatura Rappa, riparte Marino, apertura la placca con appoggio di Grimaudo finale. Roccaforte intanto sembra non farcela, seduto a bordo campo. Aspra in 10. Poteva essere un serio problema per il Città di Casteldaccia, anche per i diversi infortunati che non sono stati convocati per oggi. Alla fine l'Aspra sta avendo questo problema. Varvarà. Giovenco. E da passaggio per Vincenzo Alfano. Si va con Licastri. Si cerca il traversone, è uscito fuori un tiro cross impreciso. Con l'avanzata di La Placa. Nonostante il mercoledì pomeriggio, pieno di sole, anche diversi presenti qui al Giovanni Aloisio di Misilmeri, con l'ombrellone per ripararsi dal sole. Stessa cosa è successa domenica, quando l'Aspra affrontò la Gorgonia Delia. Per questo sono in 10. Cascione. Palazzo. Porta palla. Si affida da Marguglio. Scambia anche con Vitrano. Tre minuti alla fine. Partita che non ha niente, ma proprio niente da dire. Già da un po'. Aspra che almeno oggi, al momento, sta avendo il clean sheet in porta. Albeggiano, c'è spazio, tiro morbido. Tinirello. Un pallonetto con l'intenzione però di tirare. Rappa. Fermato senza fallo da Bonanno. Poi punta Giovenco, poi tira dalla distanza. La blocca Tinirello. Fama. La placca. Di nuovo per Fama. Si muove la linea di centrocampo del Città di Casteldaccia. Cross di Varvara, colpo di testa. Va fuori. Il tentativo di Fama. La pressione di Varvara, Giovenco a terra. Varvara stava per vincere il rimpallo. Ha comunque guadagnato il calcio di punizione per i suoi. Anche in questo tempo non sembra esserci la volontà di continuare a giocare. Parlando del recupero, risultato di 10-2 sul totale. Città di Castellaccia che finisce la sua partita per come l'ha iniziata sia nel primo che nel secondo tempo, ovvero attaccando. C'è Di Castri alla battuta di questa punizione. Barriera a 4 per l'Aspra. Valicastri non di molto fuori. Ha avuto una chance del genere anche all'andata.
sempre su calcio di punizione, ha preso un palo clamoroso Licastri contro la Pro Falcone, tra le altre cose. Eccolo qui, il triplice fischio da parte dell'arbitro. Finisce il match, finisce così con la vittoria dell'Aspra 4-0 sul Città di Casteldaccia. Il totale recita 10-2, Aspra al secondo turno di Coppa Italia di promozione siciliana. C'è anche il finale con la vittoria della Castelluccese contro il Mistretta. Anche la Castelluccese approda al secondo turno di questa competizione. Questa qui invece è stata una partita in cui il Città di Casteldaccia, così come all'andata dopo lo svantaggio, ha giocato comunque a viso aperto, perse opportunità sin dal primo minuto con Simone Famà, essendo ormai consapevoli del risultato pesante. Aspra che invece vince per la prima volta in stagione senza subire gol. Ne aveva presi appunto 2 all'andata, ne aveva preso 1 contro la Gorgonia Delia domenica. Oggi clean sheet per Cascione, mentre la Città di Casteldaccia perde la sua terza partita su 3. Cercherà riscatto in casa contro il San Fratello nel pomeriggio di domenica. Un'opportunità per crescere sia per i vari giovani in campo, che oggi sono stati veramente tanti, partendo subito da Varvarà sulla corsia di sinistra, lato Città di Casteldaccia, classe 2006, poi è entrato nell'Aspra La Russa, suo coetaneo, è entrato al posto di Marchiano che si è fatto male, problemi anche per Roccaforte, lato Aspra, da valutare le loro condizioni in vista della trasferta di domenica. Ci sarà la partita contro il Mistretta nel messinese, come abbiamo detto, Città di Casteldaccia che affronterà un'altra messinese, ovvero il San Fratello. L'appuntamento ovviamente è per domenica pomeriggio, Mistretta Aspra, ve la proporremo. Se volete c'è anche la diretta che vi potete recuperare di Coppa Italia di eccellenza siciliana, il derby dell'Eleuterio di ritorno tra Marineo e Misilmeri. Misilmeri qualificato agli ottavi di finale. Pomeriggio abbastanza tranquillo, questo qui al Giovanni Aloisio di Misilmeri, che continua a essere un fortino per la squadra di Correnti. È tutto, l'appuntamento è alla prossima. Un saluto da Salvo Geraci.